Eder. Mac. Pallister. 5 marzo 2022 Sebastiano parla con un Mr. X e riferisce che esistono una gran quantità di foto che ritraggono Claudio Sterpin con Liliana Resinovic e queste si troverebbero in alcuni hard disk ora in mano agli inquirenti. Sebastiano ha negato questa informazione, però in ogni caso è un dato oggettivo perché se queste foto esistono e le hanno gli inquirenti è inutile negare. Vediamo invece che ne pensa Claudio Sterpin, il quale in ogni caso potrebbe essere stato fotografato a sua insaputa. Claudio, esistono delle foto che ti vedono insieme a Liliana. Non è che Sebastiano le abbia scattate a tua insaputa o ne sai qualcosa? Voglio sperare di no. Comunque l'ho già detto più volte che l'unica foto reliquia che ho assieme a Liliana è quella che Sebastiano ci ha fatto in Piazza Unità. Forse era il 3 novembre 2018, in occasione del centenario dello sbarco dei bersaglieri a Trieste. Ma non è che per caso qualcuno vi seguiva? Non credo, almeno in quella occasione. La piazza era gremita e di foto simili ne avrò fatte una decina con altrettante donne perfette sconosciute e loro due erano là insieme. Sì, più che in quell'occasione io penso magari al martedì quando Liliana veniva da te che lui possa averti seguito e aver scattato delle foto come prova magari in vista di una separazione. O per esempio il caro Fulvio che sempre era molto attento ai passaggi di lei. Questo non si può escludere. Covalero nel caso lo escluderei, ma lei sì che potrebbe essere stata seguita, soprattutto negli ultimi mesi. Ma se la polizia tutto ben venga, sarebbe ora, anche se tardissimo, che si indaghi seriamente sul caso, cosa che lasciamo stare. Ma se queste foto fossero state negli hard disk, Pino non avrebbe dovuto vederle? Se sì, non dovrebbero avere grossa importanza. Non ce ne ha mai parlato e nel frattempo ci siamo visti tutti in diverse occasioni. Ergo importanza. Sebastiano ha sempre affermato di non amare i casinò, però l'altro giorno è stato beccato in Slovenia che giocava da solo. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.